3 bare, 3 divise, un silenzio che urla dolore. Venerdì Padova, il Veneto e l'Italia si fermeranno per rendere l'ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nell'inferno di Casteldazzano. Sarà lutto nazionale nella Basilica di Santa Giustina. Alle 16 i funerali di Stato del brigadiere capo Valerio Dapra, il luogotenente Marco Piffari e il carabiniere scelto Davide Bernardello. Le loro salme, dopo l'autopsia disposta dalla Procura di Verona, saranno accolte nella camera ardente allestita nella sede della Legione Carabinieri del Veneto. Intanto a Verona la vita resta appesa a un filo per 3 dei 25 feriti. Tra loro, la più grave è proprio colei che ha innescato la strage con il gas, la sorella Ramponi, Maria Luisa. La donna è intubata in terapia intensiva, mentre i 2 carabinieri più gravi, tra quelli ancora ricoverati, mostrano lievi segni di miglioramento. Per i 3 fratelli Ramponi la procura ipotizza il reato più pesante, quello della strage. Nelle prossime ore l'interrogatorio davanti al GIP per Franco e Dino. Una follia, quella dei 3, che andava avanti da anni. Già in passato avevano minacciato di farsi saltare in aria. Problemi familiari, debiti, disagio. Il comune aveva tentato più volte di aiutarli, senza successo. Purtroppo non hanno mai voluto accogliere nessun aiuto. Purtroppo abbiamo sempre trovato una chiusura da parte di queste 3 persone. Loro sono andate avanti ferme nella loro posizione. Una persona, se apre la porta, può far entrare qualcuno, altrimenti non si può. Non si può. Loro questa porta non l'aprivano? Non l'aprivano, non hanno mai aperto, non hanno mai voluto neanche un dialogo, neanche un colloquio, nonostante gli inviti che sono stati fatti. Abbiamo documenti che parlano chiaro di quello che abbiamo tentato di raggiungere, ma purtroppo c'è stata chiusura sempre. Oltre al lutto regionale sarà anche lutto cittadino per 6 giorni a Casteldazzano. Domani sera nelle vie del comune si terrà una fiaccolata per ricordare le vittime della strage, perché il sacrificio di Valerio, Marco e Davide non sia dimenticato, uomini dello Stato caduti mentre facevano il proprio dovere.